Noi ascoltiamo tutti e il confronto è nelle nostre corde, però non si dica che il piano casa è per far centri commerciali o per speculazione. Il piano casa sostanzialmente dà a chi è proprietario di una casa o di un capannone la possibilità di ampliare. Se un cittadino chiede di ampliare un capannone è un eroe in questo momento. Se decide di ampliare la casa lo farà per portare i genitori anziani, per dare ospitalità al figlio che magari si è sposato o magari c'è un figlio disabile che ha necessità di mettersi in un ascensore, perché poi questi sono i temi. Il nostro è un intervento sociale che farà esattamente il contrario che distruggere il territorio. Si difende il governatore Luca Zaia dagli attacchi dei 3 sindaci di Venezia, Padova e Treviso. Il piano non prevede nuove lottizzazioni, ricorda il presidente veneto, ma solo ampliamenti del 20 o 30% di quello che c'è, a patto che vengano migliorati il risparmio energetico, i criteri antisismici e quelli sulla difesa idrogeologica, altrimenti non si fa nulla. Archiviata la polemica coi rappresentanti locali, Zaia ne sforna una tutta nuova sull'ennesimo gioco delle 3 carte del governo centrale, che per coprire il mancato gettito dell'IMU ha previsto un nuovo aumento sulle accise dei carburanti. È una presa in giro, ovvio. Hanno fatto una tassa che si chiama Tasi. Si sono dimenticati di scrivere Mona perché poi era direttamente giusta per noi Mona Tasi. E questi si inventano tasse. I premi Nobel che abbiamo a Roma inventano solo tasse e si dimenticano che applicando i costi standard, obbligando tutti a vivere in maniera virtuosa come i veneti, potremo avere un risparmio di 30 miliardi all'anno, il che vuol dire che stiamo ancora pagando per gli sprechi degli altri.